Era scattata una vera e propria caccia all'uomo dopo la morte di Mattia Caruso. I carabinieri alla ricerca dell'aggressore avevano ascoltato per ore e ore i testimoni, le persone presenti nella serata di domenica ai laghetti di Sant'Antonio, gli amici, la famiglia di Mattia e soprattutto lei, Valentina Boscaro, la fidanzata del trentenne di Albignasego. Avevano passato al setaccio le telecamere di sorveglianza alla ricerca di qualche traccia e non hanno mai smesso di cercare l'arma del delitto, quella che aveva colpito Mattia nella zona del cuore, togliendogli in poco tempo la vita. Il racconto di Valentina Boscaro da subito ha suscitato dubbi e perplessità negli inquirenti, accentuati dal fatto che mentre nell'auto e sulla piazzola di sosta lungo via dei Colli Euganei sono visibili tracce di sangue, all'esterno dei laghetti tra Montegrotto e Torreglia non ne sarebbero state notate. Restava poi un'altra domanda: come aveva fatto Mattia, colpito a morte, a guidare per 2 chilometri senza che la donna si accorgesse di nulla? A questi interrogativi si pone un primo punto fermo. Valentina Boscaro ha confessato ed è stata fermata con l'accusa di omicidio volontario. Nel frattempo si attendono gli esiti dell'autopsia disposta sul corpo del trentenne.